Il governatore della regione siciliana, Nello Musumeci, si appresta ad affrontare gli avversari all'Assemblea regionale siciliana per trattare alla luce del sole la crisi politica che sta attraversando la sua giunta. Casus belli delle ostilità è stato l'esito del voto segreto di inizio gennaio sui delegati designati per votare a Roma il nuovo Presidente della Repubblica. Per domani alle 12 è fissata la conferenza dei capigruppo. L'Ars dunque affronterà gli effetti dell'incidente avvenuto quando Saladercole ha assegnato al governatore Nello Musumeci meno preferenze rispetto agli altri due designati. Uno schiaffo al quale è seguita fuori dall'aula la reazione scomposta del governatore. Musumeci tuonò contro i presunti disertori annunciando un azzeramento della sua giunta. Ma tutto è rimasto immutato, compreso il nome del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che è stato riconfermato dopo il travagliato parto. Il governatore regionale, infatti, ha temporaneamente congelato il rimpasto dei suoi assessori all'indomani delle riunioni post-votazione e non si è presentato in aula in occasione dell'approvazione del DDL sull'esercizio provvisorio. Intanto però Musumeci ha incassato la fiducia dell'amica Giorgia Meloni in vista della sua ricandidatura a Presidente della Regione, proprio nei giorni in cui la leader di Fratelli d'Italia ha sancito la rottura con gli alleati di Forza Italia e Lega. A margine delle cene romane anche la lettera inviata al presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, che vorrebbe mantenere gli assessori in carica nella giunta. Ma lo stesso Miccichè nelle scorse settimane avrebbe bocciato l'ipotesi del Musumeci bis, dicendosi fedele al nome di un potenziale candidato di Forza Italia. Il dibattito in Sala d'Ercole potrebbe dunque trasformarsi in fossa dei leoni. Già domani alle 16 si riunirà infatti anche l'Assemblea.